Ben ritrovati a Di Arte, sono ancora in compagnia con Paolo Gollinelli, il nostro eccentrico personaggio che devo dire che ci sta facendo molto divertire in questi giorni, anche perché, ed è curioso perché poi di fatto è la verità, perché lui ha lavorato anche in teatro ed ha una personalità molto teatrale, c'è del teatro in lui. Amo il teatro. Ami il teatro? Ho sempre amato il teatro, pur non frequentandolo tanto, ma quando ero a Milano lavorando appunto come scenografo, aiuto Per chi hai lavorato? Per chi hai lavorato in teatro? In teatro, al Piccolo, ripeto, Sì? che c'era Strehler e Grassi e nel Ti ricordi alcune messe in scene che hai scenografato? Sì, delle scene era l'Arlecchino servo di due padroni, di Goldoni, e poi un altro invece... E la regia era di? Regia Non te la di ricordi? Strehler. Era di Strehler? Sì. E poi c'era anche l'opera da 3 soldi, 2 soldi, adesso non mi ricordo più, perché passa il tempo ci si dimentica anche quei soldi. Comunque... Le tue scenografie erano dipinte? Sì, no, era così. Io poi aiutavo un grosso, perché ero un ragazzo giovane, insomma. Allora, eri un aiuto scenografo, hai detto. Sì. Un aiuto scenografo e costumista invece totalmente costumista. Costumista, eri un professionista. Ecco, e aiutavo Luciano Damiani, a preparare queste scene. Loro si preparavano durante la sera, la notte, i teatrini in Scala, che poi venivano realizzati. Erano dei prototipi, no? Che Sì, poi venivano erano i realizzati... campioni, erano le cose che venivano realizzate in Scala, cioè messe nelle proporzioni giuste, come devono essere messe nel teatro del Piccolo. E lì è stata un'esperienza molto interessante, tra la confusione dei fotografi, la confusione come si chiama, dei meccanici, di quelli che sono i falegnami, gli elettricisti. È stato un mondo particolare, perché... senza contare gli attori. Poi la sera si andava a mangiare. È una grande famiglia quella del teatro. Si andava a mangiare. Soprattutto, diciamo, allora sì. la compagnia era ben compatta e ogni elemento era indispensabile, sì. quindi e un po' taglia e cuci anche, perché ognuno parlava male dell'altro. Sì, diciamo che è un mondo particolare, che però ci piace così, no? Negli ambienti dell'arte c'è sempre il taglia e cuci, in tutti gli ambienti, anche Senti, dei muratori. ma se dovessi fare un confronto tra l'arte che di fatto oggi pratichi, che è l'arte figurativa, invece la scenografia e quindi l'impatto col teatro, che poi sai, è vero, forse non differisce tanto perché comunque sempre d'arte si parla, cosa ti piacerebbe fare adesso? Ritorneresti volentieri in teatro? Ma sì, adesso non più tanto perché non ho la... sono fuori lì si parlava di... però lo vedo con occhio benevolo, insomma. E rimane sempre un tuo affetto? Un affetto, tuo caro sì, tanto più che io, ad esempio, amo molto, ad esempio, diciamo, quello che è quel grande artista francese Watteau, che nel primo Settecento francese faceva tutte le scene di teatro e parlava appunto degli attori del teatro francese, gli attori del teatro italiano, perché gli italiani si erano trasferiti molti in Francia per questo. E Watteau, questo grande artista del primo Settecento, ha fatto queste cose, ha esaltato l'arte teatrale, col colore, con la poesia, perché lì c'è della grande poesia e della grande eleganza, che purtroppo oggi non c'è. Oggi non c'è eleganza nel mondo. E in teatro? Il teatro è un altro discorso, il teatro è al di fuori C'è ancora l'eleganza che ritrovavi allora? Beh, no, adesso, un momento. Eleganza intendevo come... Nel teatro c'è l'eleganza, no, dipende da quello che uno vuole rappresentare, quello che il teatro rappresenta. Io intendevo dire eleganza nel senso
una poesia estetica, Sì, ecco, certo. ecco, questo Il teatro è anche fondamentalmente estetica e poesia estetica. Estetica, poesia, non è soltanto di contenutistico, tutto. Questo poi potremo aprire un dibattito da cui non usciremo Mai più. velocemente. Senti, ritorniamo invece alla tua pratica alla artistica. pittura. Lasciamo purtroppo da parte solo un momento il teatro. Quindi tu ti formi in accademia, frequenti per i primi anni, per pochissimo, l'Accademia delle Belle. Non è neanche iniziato, alcuni mesi, poi mesi, capisci poi subito via, che sono non era scappato per via. te, ti allontani, ti formi come autodidatta, ma come abbiamo anticipato ieri, tu in realtà a Bologna Ho fatto il disegno anatomico. hai fatto il disegno anatomico, hai frequentato un corso presso l'Istituto Rizzoli Ortopedico Rizzoli di Bologna. di Bologna. Ecco, parlaci di questa esperienza, com'è che Ecco, tu hai deciso di intraprendere questa, io ad esempio questa strada? per imparare bene, per migliorare, raffinare quello che è la mia conoscenza sull'anatomia. Perché tu mi hai detto anche in accademia si studia l'anatomia, Sì, brava, però brava. non ti forma bene, nel senso No, che è una cosa più teorica. più artistica forse, Più cioè artistica. l'anatomia artistica, per puntualizzare, l'anatomia artistica è quella che si fa all'accademia, ma però già che sono l'anatomia artistica facciamo anche l'anatomia scientifica. E hai frequentato questo corso. Io ho Cosa frequentato questo facevi? corso Ti che ispiravi a dei modelli? è servito molto per illustrare i testi universitari e difatti ho lavorato per 2 anni circa con Veronesi, Umberto Veronesi a fare Hai illustrato dei libri di anatomia? L'Atlante di anatomia del professor Umberto Veronesi, di anatomia, chirurgia anatomica, ecco, insomma. E poi con San Venero Rosselli ho seguito, ero lì a Milano, siccome abitavo a Casovuole vicino anche al professor San Venero Rosselli, presidente italiano di chirurgia plastica generale, sia facciale che corporea, tutto, per quello che è l'estetica del corpo. Del corpo. E si divide in 2 parti, anatomia, cioè chirurgia estetica ricostruttiva e correttiva. La correttiva è se uno vuole sistemarsi il naso più o meno secondo i capricci che vuole fare. Il ricostruttiva è tutta un'altra cosa, è la vera ricostruzione, perché uno rifà un volto che era rovinato, oppure un braccio, una mano. Certo. È legato a necessità di altro tipo, diciamo. Di altro tipo. E lì ho lavorato, ho fatto estetico. parecchie tavole, ma molte tavole. Poi nel frattempo, mentre facevo anche i disegni per il professor San Venero Rosselli, facevo i miei quadri che ho sempre poi dopo fatto, dipinto sempre. Ecco. Ancora prima di questa cosa, quindi mi interessa capire come avveniva la frequentazione di questo corso. C'erano tu studiavi teoricamente l'anatomia, no? Sì, poi, sì, alla fine, per metterla in pratica con il disegno, quindi hai una Esatto. preparazione non indifferente. Io non credo che tutti facciano questa cosa, sai? No, Cioè, non tutti. ma sai, molto spesso perché c'è forse un falso luogo comune che la scienza si divida drasticamente dall'arte, quindi molti artisti, diciamo, ne prendono le distanze. Mi incuriosisce molto invece questa cosa che tu abbia approfondito degli studi scientifici. Certo, sì, perché bisogna anche... Cioè, l'arte è una scienza poi sotto sotto. Leonardo da Vinci diceva che era la maggiore delle scienze, l'arte. Certo. La pittura, per l'esattezza. È fatta di proporzioni, di tutto. Difatti Leonardo da Vinci è stato un grande anatomico anche lui. Allora, quello che ti vorrei chiedere però in relazione a questo è come lo studio dell'anatomia, del disegno anatomico ha influito su invece la tua pratica artistica, perché tu che sei specializzato in ritratti, e qui ne abbiamo uno, io adesso in mano ne ho un altro, poi ne parleremo, come ha influito questo studio ossequioso sulla conformazione del corpo e quindi
anche sulle proporzioni, no? Di cui questo è fatto. Nonostante tu molto spesso dipingi con queste pennellate sicuramente volutamente confusionarie, a metà tra, non so, mi viene in mente una pennellata espressionista, però invece quello che si cela dietro la tua pennellata è una imitazione pedissequa del vero, cioè i volti sono abbastanza realistici, no? Realistici, sì. Realistici no, però, perché sono raccontati, c'è un racconto. Ah, in questo senso dici non è una cosa sono proprio... trasformati dalle mie mani, nel esatto. senso che li racconto. Però rispecchiano molto, ecco, la conformazione realistica del corpo. Tu pensi che sia dovuto a questi studi che hai fatto? Ma sì, dovuto agli studi sì, ma anche l'esigenza di volerlo fare. Sì? Il volere. Ovvero? Quindi concettualmente seguire questa linea. Esatto, sì. Ecco, spiegaci meglio questa cosa, perché in realtà tu sei stato definito un artista poliedrico da moltissima critica, cioè sì, molto, sì, spesso, esatto. molto spesso si fa fatica a capire, a distinguere i tuoi quadri e sembrano fatti da mani diverse. Brava, però sono sempre fatti da me e uno lo vede anche da lontano che sono fatti da me. Ecco, come lo vede? Questo lo vede volevo arrivare proprio con qui. il suo intimo, lo vede, lo riesce a capire. Come nonostante questa diversità, questi voli pindarici, questi voli tecnicamente pindarici, qual è il tratto distintivo? Qual è il tratto distintivo di Paolo Golinelli? Il tratto distintivo di Paolo Golinelli? Quello che fa capire al pubblico che si tratta sempre dello stesso artista. Lo si può capire tramite un sottile sentimento che noi abbiamo nel nostro io, e penso che chi lo guarda può capire più o meno, ma generalmente anche quelli che non sono tanto portati dicono così: quello è di Paolo, quello è di Paolo, quell'altro è un Paolo diverso. Beh, ma tutti devono cambiare, insomma. Beh, ok, io in mano ho un tuo disegno, e ancora un disegno. Ecco, vuoi spiegarci di cosa si tratta? È un disegno fatto al tratto in bianco e nero, è un nudo. Che entra in relazione con quello che ci hai portato invece, sì, che è dietro le nostre spalle. Invece, sì, quell'altro è un'altra figura. Ecco, come si relazionano questi due dipinti qui? Beh, queste intersecazioni di linee fanno vedere che il nudo, ok, anche se non è proprio... Quindi con questo è più visibile, con questo è più visibile il corpo, e quindi anche uno studio anatomico che tu hai fatto. Sì. Quindi, però è raccontato, insomma, è raccontato. È raccontato, ovviamente. Non è proprio... Vabbè, non è fotografia. Sì, quindi esatto. Anche quello è un'altra cosa che è sempre dovuto un po' al costume, alle cose che facevo una volta, le ho riesumate nella visione di oggi, attuale. E quindi confluisce anche da una parte la tua esperienza, e quindi questi due quadri sono un po', questi due disegni sono un po', diciamo, i manifesti di Paolo Golinelli. Mi spiego meglio. Questo forse riflette lo studio, appunto, che dicevamo prima, lo studio anatomico, la cura del dettaglio delle proporzioni corporee, anche se dici è disegnato, è raccontato, ma del vero c'è, e sta nella mia mente, ovviamente. Sono tutti del vero fatti. Infatti, quello invece, quello che abbiamo dietro le nostre spalle, potrebbe essere invece una reminiscenza del tuo lavoro teatrale come costumista? Sì, delle cose fatte una volta, perché non è detto che io una volta lavoravo nel modo più bizzarro e nel modo più figurativo, e viceversa. Adesso sono entrato di nuovo. Hai attraversato tantissime fasi, di corsi diciamo. E ricorsi, tipo Vico, come si chiama? Gian Battista Vico, dimenticavo anche lui. I corsi e i ricorsi, è vero, difatti noi nella nostra vita abbiamo sempre dei ricorsi che ci ripetiamo, e ogni ripetizione può essere migliorata o peggiorata anche. Certo, tu ti distacchi da alcune cose, ci ritorni. Come ci si trova in quel momento. Va benissimo Paolo, anche per oggi ti saluto qui, ci vediamo domani, anche con voi ci vediamo domani, sempre alla stessa ora, con Di Arte e Paolo Golinelli. Ciao a tutti!